Tutto pronto per la terza corsa, confronto per 4 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 12 al via, all'1 Ellie delle Naldine, al 3 Earthquake, 4 Easter Cav, 5 Eufelia Deiri, 6 Etienne Zill, in seconda fila 7 Eliseo Mo, 8 Enigma C, 9 Elizabeth Matley, 10 Erika, 11 Emiro Cub, 12 Estoril. In terza fila 13 Egberto Mail. Macchina che raccoglie i partecipanti lungo la curva di sinistra, giocata Eufelia Deiri che è favorita nei confronti di Erika e di Emiro Cub, questi gli unici 3 seguiti al gioco. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si parte con veloce Eufelia Deiri, che prova a prendere l'iniziativa nei confronti di Erika, che ne segue la scia e prova a infilarsi tra i cavalli. Eufelia Deiri al comando, Erika che si sistema seconda in corda, terza posizione per Easter Cav, mentre rimane di fuori Etienne Zill. Se ne vanno 200 metri in 15. Eufelia Deiri nei confronti di Erika, poi Easter Cav, di fuori Etienne Zill, in corda Ellie delle Naldine, a fare la seconda pariglia Earthquake, mentre in quinta posizione allo steccato c'è Eliseo Mo. Se ne vanno 400 metri in 31, con Etienne Zill che prova ad avanzare e andare su Eufelia Deiri. Eufelia che si difende al comando, Etienne Zill che la costringe ad incrementare il ritmo. Poi Erika ed Earthquake, quindi Easter Cav, poi Egberto Mail che è andato a fare la terza pariglia esterna. Se ne stanno per andare i primi 800 metri di corsa con Eufelia Deiri al Elizabeth comando, Matley, Etienne Zill che si sistema in seconda posizione perché Erika ha lasciato il posto per scoprirsi. Il giro che se n'è andato in 1-1 e 3. Prova ad avanzare Erika, che scavalca Etienne Zill e cerca di portarsi su Eufelia Deiri dopo un chilometro in 1:16,8. Eufelia al comando, Erika al suo esterno, poi Easter Cav, quindi Egberto Mail ed Earthquake a 400 metri dalla conclusione. Eufelia Deiri che ha respinto il primo tentativo di Erika, che ripiega in scia, 14,7 la retta di là, con Eufelia Deiri che prova ad allungare, Erika che prova a non perderla di vista, poi Egberto Mail. Quando siamo a 250 dalla conclusione, Eufelia Deiri ed Erika nettamente avanti ai rivali. All'ingresso della dirittura d'arrivo Eufelia Deiri che ha sempre quella lunghezza nei confronti di Erika, che prova ad avvicinarsi, ma è tutto facile per Eufelia Deiri che porta a casa la vittoria. Al secondo posto Erika, al terzo Egberto Mail avanti ad Emiro Cub. 1:16,1 ragguaglio cronometrico, 34 ad arrivare, il successo in coast to coast per Eufelia Deiri. Marco Volpato in salchi per il team di Cristina Fiori, colori della scuderia The Show Must Go On. Percorso di testa vincente per la figlia di Napoleone Lance, che porta a casa la vittoria in maniera netta e convincente. Erika rientra bene al secondo posto, al terzo Egberto Mail.